Bene, eccoci tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che come sempre ormai da alcune settimane è riservata, possiamo dire così, a questo percorso che ci sta accompagnando verso la tornata elettorale di novembre per le elezioni regionali. Quindi continuiamo i nostri incontri, incontriamo i candidati. Sì, finalmente ci ha dato la possibilità di scegliere per i prossimi anni e di conseguenza quale sarà il futuro del Veneto ce lo danno appunto i nostri testimoni che si presentano per le elezioni e che avranno in mano il destino del Veneto, che è, diciamo, la regione più operativa d'Italia e che, ripeto, per l'ennesima volta non è sufficientemente, diciamo, apprezzata dal governo centrale, perché naturalmente noi paghiamo tante tasse ma torna gran poco e soprattutto mancano i servizi essenziali che sono le strade, sono l'alta velocità e tutto il resto. Quindi queste saranno le domande, la sanità. Noi siamo l'eccellenza nella sanità, però naturalmente potremo fare meglio e di più e di conseguenza appunto i nostri ospiti che sono. Certo, li presento per i telespettatori che sono a casa saluto e ringrazio per essere qua nei nostri studi Roberto Ciambetti, buonasera. Grazie per l'invito e un saluto a tutti. Grazie a lei, è esponente storico della Lega e per tanti anni Presidente del Consiglio regionale Veneto. E saluto e ringrazio per essere qua nei nostri studi Giacomo Cusumano, buonasera Cusumano. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Anche lui è un gradito ritorno perché entrambi siete stati ospiti nei nostri studi tante altre volte per affrontare altri temi. Giacomo Cusumano del Movimento 2050, questa sarà, diciamo così, la denominazione della lista, ma diciamo sostanzialmente emanazione del Movimento 5 Stelle. Ermanno, tu giustamente hai elencato tutta una serie di argomenti presentando e c'è da dire che i veneti su tanti temi stanno aspettando ancora delle risposte. Ma stiamo aspettando tante di quelle risposte che purtroppo spesso la politica regionale va in conflitto con la politica nazionale. E invece dovrebbe essere il contrario, meglio stanno le regioni e più ricca diventa l'Italia. E in questo senso io partirei con la sanità. Sanità cosa vuol dire? Vuol dire un'organizzazione che non è soltanto nei confronti dei cittadini, ma crea anche una propria economia, che è un'eccellenza. Quindi a Padova arrivano da tutta Italia, ma anche dall'estero, e di conseguenza questo crea anche un'attività positiva, di credibilità, ma anche di stabilità economica. Lascerei la parola a Ciambretti, prego. Allora, ha pienamente ragione, la sanità è una delle eccellenze del Veneto, siamo sempre regione benchmark nei maggiori indicatori di tutte le classifiche che vengono fatte a livello nazionale ed è sicuramente un'economia che crea un indotto che va ben oltre appunto la pura salute fisica. L'unico, e qua metto anche subito in evidenza quello che diceva lei, con il governo centrale di tutti i colori non sempre c'è sintonia, perché ad esempio le prestazioni che vengono erogate a Padova da chi arriva fuori regione vengono remunerate con un importo inferiore dell'effettivo costo, perché qua non è che ci arriva l'appendicite da un'altra regione, arrivano clinicità complesse, diagnosi particolari che per fortuna grazie al nostro personale qui vengono curate meglio che in altri posti d'Italia. Però appunto il ritorno che ci viene dallo Stato riconosciuto qualche volta, in molti casi, è normalmente inferiore rispetto a quanto è costata effettivamente quella cura. Questa cosa comunque ci dà sicuramente lustro sia a livello italiano che internazionale e quello che però io auspicherei è che effettivamente in Italia ci fossero in tutte le regioni le eccellenze che abbiamo nel nostro territorio, proprio per evitare questi viaggi della speranza e queste situazioni che non sempre secondo me sono adeguate a una sanità del terzo millennio a livello italiano. Però
altro confronto che faccio, non può essere una diciamo così, riduzione magari centralizzata dell'efficienza dei nostri servizi, perché a Roma qualcuno pensa di ricentralizzare la sanità. È bene che dove ci sono le eccellenze e dove le regioni riescono a organizzare al meglio la propria struttura sanitaria ci sia la possibilità di farlo, io mi auguro con ulteriore autonomia che stiamo contrattando con Roma. Certo, ma c'è un particolare, che a Padova sono 50 anni che aspettiamo un nuovo ospedale. Mi pare quindi, che la prima pietra l'abbiamo posta con un cantiere che sta avanzando proprio qui vicino alla vostra sede. Sì, appunto, ma la lentezza quanto sarà? Quanto si impegna il suo partito perché questa cosa venga fatta rapidamente? La Torre Eiffel è stata fatta in 3 anni, possibile che noi ci mettiamo 50 anni a fare un ospedale? Prego. Le normative... Visto che poi questo ospedale vuol dire ricchezza anche, vuol dire la crescita. Noi abbiamo avuto qui uno dei più grandi chirurghi del fegato, no? Certo. Che mi ha detto: io ho bisogno di 300 metri quadri per poter conservare meglio, riesce a conservare gli organi, i reni piuttosto che il cuore, eccetera, addirittura per 15 giorni, cosa improponibile 20 anni fa, no? Perché bisognava entro 2 o 3 ore intervenire, se no l'organismo sarebbe decaduto. Ecco, riusciamo ad andare anche alla velocità della tecnologia? Prego. Le norme per i lavori pubblici in Italia non sono proprio l'esatto paragone per definire veloce un iter o una procedura. Io direi che è partito reperimento risorse, progetto, definizione del luogo. Diciamo che tutti i compiti per casa sono stati fatti, adesso il cantiere è effettivamente partito con imprese, io ritengo, affidabili, da come abbiamo visto i primi riscontri. Ci vuole il tempo per costruirlo. Ho seguito un altro paio di ospedali inaugurati qualche tempo fa, quello di Asiago lo scorso anno, quello di Montecchio Maggiore un paio di mesi fa, per fare strutture di questo tipo che anche dal punto di vista tecnologico hanno una complessità veramente importante, un po' più di una casa privata. Io mi auguro che nel giro di un paio d'anni vedremo effettivamente l'ospedale operativo con, ripeto, un'adeguata risposta anche qualitativa alle eccellenze professionali che abbiamo per fortuna nell'Ateneo Patavino, negli ospedali di Padova. È una cosa che ha avuto anche un'attenzione questa nazionale proprio per l'eccellenza che Padova ha sempre avuto nel settore medicale. Quindi la Lega si impegna? La Lega si impegna ad averlo già fatto partire, ma di chiudere, sì, mi auguro, nei tempi previsti dal contratto, i lavori con, ripeto, l'inserimento all'interno del nuovo ospedale di Padova di eccellenze che, ripeto, tutti ci invidiano. Grazie. Giacomo Cosimano. Sanità. Siamo all'altezza di quello che è la richiesta del pubblico oppure, per esempio, siamo dell'avviso che certa medicina è valida e certe altre invece forme di cure non sono valide, e poi abbiamo il problema dei medici, abbiamo il problema degli infermieri, e quindi anche se avremo un bel ospedale a Padova, ma ce ne sono anche a Treviso, anche a Verona, Vicenza, eccetera, poi mancano i medici. Prego, a lei. No, mentre parlavate prima stavo pensando proprio a questa cosa qua, ed è un dettaglio fondamentale. Parliamoci chiaro, la sanità occupa una fetta estremamente importante del bilancio regionale, è la voce che pesa di più effettivamente. C'è un investimento importante su Padova, questo ospedale costerà attorno al 1 miliardo, forse anche di più, bisogna capirlo, perché oggettivamente, insomma, non siamo nuovi alla crescita dei costi una volta iniziati i lavori. Abbiamo visto, insomma, con la Pedemontana siamo partiti da una cifra che doveva essere attorno al 1 miliardo e ne abbiamo spesi più di 10, quindi questo mi auspico e spero non succeda con i soldi dei veneti un'altra volta anche per l'ospedale. Stiamo parlando di servizi, quindi sono fondamentali. Una società funziona quando funzionano i servizi, quando funziona la scuola, quando funziona la sanità, quando funzionano i trasporti, la viabilità, e c'è un connubio di tutti questi
centri di spesa. Il problema dei medici è enorme ed è legato a due fattori, la formazione e i salari. I salari sono strettamente legati alla prospettiva di vita, oltre che alle passioni che si fa uno studente di medicina oggi. Uno studente di medicina oggi pensa che sia un'ottima scelta studiare in Italia, ma molte volte pensa che non sia un'ottima scelta poi lavorare in Italia, o quantomeno non lavorare nel pubblico. Mancano dei soldi, c'è poco da fare, noi dobbiamo far fronte a quello che sono stati gli aumenti di stipendio in tutta Europa e dobbiamo far fronte anche a questo in Veneto. Il Veneto, io mi so Veneto ed è una locomotiva per l'Italia, ma sta rallentando, sta lentamente rallentando e sta trainando sempre di meno. Nel polo sanitario inizia a vedersi, c'è sempre la ricerca di medici, bisogna riuscire a sopperire a quelle che sono le comunque liste d'attesa molto lunghe che abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo una popolazione che ha bisogno di cure proprio per essere poi produttiva per questo Veneto, perché siamo chiari, senza cure, se uno non riesce a curarsi, ed è anche una delle prime voci che tagliano le persone, le cure personali, poi non riesce a essere produttivo anche nel resto, ovviamente, la salute prima di tutto. Bene, sostanzialmente penso che i soldi ci siano per questo tipo di cose. Col governo Conte avevamo reperito i fondi del PNRR con cui sono state fatte molte opere in Veneto. Ora bisogna recuperare i soldi per pagare medici e chi forma i medici, insegnanti, e quindi rafforzare tutto l'apparato. Questi soldi ci sono, purtroppo l'Italia ha fatto una scelta importante dedicando il 5% del PIL alle armi e quelle sono vagonate, sono tanti miliardi all'anno che andranno non alla sanità, non alla scuola veneta in questo caso, ma ad altro, probabilmente a produttori di armi e di altre cose. Ecco, quindi penso che la differenza sia proprio su queste cose, su questi temi, ovvero cercare di portare i soldi dove servono. In questo momento noi crediamo che la sanità, l'istruzione, i trasporti siano prioritari, perché una società che cresce culturalmente è una società più forte e competitiva. Una società con una sanità d'eccellenza è riconosciuta a livello nazionale e internazionale ed è un forte traino ed eccellenza anche per l'università tutta italiana, non solo quella veneta o padovana dove siamo in questo momento come sede. Quindi credo che ci sia bisogno di un forte cambio di rotta rispetto al governo per dare ai veneti quello che si meritano. Bene, grazie. Dopo questo incipit partiamo con il primo contributo. Certo, abbiamo preparato due contributi che presentano un po' i nostri ospiti di questa sera, come facciamo di consueto, anche perché così anche i telespettatori riescono un pochino a capirvi un po' di più. Allora inizierei con il contributo di Roberto Ciambetti. Vicentino di Sandrigo, classe 1965, Roberto Ciambetti è uno dei volti più noti del panorama politico veneto. Sposato con Carla e padre di 2 figlie, ha iniziato il suo percorso nelle file della Lega, diventando presto una figura di riferimento per il partito. Dal 2003 al 2007 è stato segretario del partito della Lega Nord per la provincia di Vicenza. Eletto consigliere regionale nel 2005, si è occupato di urbanistica, questioni ambientali, tutela dell'identità veneta. Dal 2008 al 2010 è stato capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale. Nel 2015 è stato eletto Presidente del Consiglio, carica che ricopre ancora oggi. In questo ruolo ha lavorato per dare centralità al Consiglio, mantenendo un equilibrio tra le forze politiche e promuovendo il dialogo istituzionale. Difensore dell'identità veneta, promotore dell'autonomia differenziata, attento alle istanze dei territori, Ciambetti è una voce decisa nel dibattito sulle competenze regionali e sul futuro dell'Italia delle autonomie. Dal 2016 è membro del Comitato delle Regioni a Bruxelles, dal 2020 è coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome in Italia e anche ambasciatore italiano del Patto dei Sindaci per l'Energia e l'Ambiente. Bene, questo naturalmente è uno dei candidati con cui stiamo trattando quello che sarà l'attività della politica veneta, naturalmente se riuscirà a spuntarla, e quindi sta ai nostri telespettatori valutare e poi votare. È quello che, ripeto,
ai nostri telespettatori: andate a votare, perché è la cosa fondamentale, non lasciamo la scelta solo ad alcuni, deve essere una scelta collettiva, perché allora le cose sono molto più veritiere e sono molto più efficaci, diciamo, le scelte. E il secondo candidato, appunto, abbiamo Giacomo Cusumano. Giacomo Cusumano, classe 1986, è nato ad Abano Terme, nel Padovano. Volto conosciuto e determinato del Movimento 5 Stelle in Veneto, portavoce di una politica che vuole tornare vicina ai cittadini. Da sempre si occupa di volontariato, sostegno ai più deboli, vicino a persone con gravi disabilità. Occupato nel settore della distribuzione del gas per la più grande azienda in Europa, è anche sindacalista ormai da 15 anni. Cusumano ha abbracciato il progetto del Movimento 5 Stelle facendo della partecipazione, della legalità e della giustizia sociale i suoi punti fermi. Con un passato nel mondo dell'impegno civico è cresciuto tra la gente, ascoltando problemi reali, portandoli nelle istituzioni. Una voce chiara contro i privilegi, le disuguaglianze e la burocrazia che frena l'Italia. Nel Movimento 5 Stelle ha trovato dunque la sua casa politica, condividendo la battaglia per la trasparenza, il reddito di cittadinanza, la transizione ecologica e i diritti dei più fragili. Attento al rapporto tra centro e periferie, convinto che la politica debba cambiare passo e soprattutto faccia. Il nome di Giacomo Cusumano è stato approvato dagli attivisti del movimento, che hanno approvato le liste proposte con i candidati che correranno con il nome Movimento 2050, confermando inoltre la partecipazione alla coalizione che sostiene il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo. Ecco, allora proseguiamo sulle tematiche. Viabilità. Il Veneto è una delle regioni più industrializzate d'Italia, ma anche d'Europa. Abbiamo fatto un congresso a Verona proprio in merito a questo, e diciamo il tratto che va da Verona a Treviso è una delle zone con la massima intensità produttiva. Allora, naturalmente però non abbiamo strade sufficienti, anche se di tanto in tanto abbiamo fatto la pedemontana, eccetera. Calcoliamo anche un altro aspetto, che è quello del turismo. Il Veneto è una delle regioni più turistiche d'Italia, perché ha tutto, ha le montagne, ha i laghi, ha il mare, ha tutto a disposizione. Di conseguenza, quando arriva l'estate, le strade sono super intasate e bisogna calcolare anche questo. Perché? Perché succede questo? Cosa abbiamo fatto di male, visto che paghiamo la regione che proporzionalmente al numero di abitanti paga più tasse in Italia? Allora vorrei sapere appunto da lei se si può fare qualche cosa, ma soprattutto nei prossimi anni cosa farete? Cioè, si può arrivare anche alla protesta? Si può incentivare, oppure dialoghiamo e poi il governo fa quello che vuole, perché naturalmente quello che è importante è fare il ponte di Messina, no? E il Veneto che paga le tasse, a Messina no, ma Veneto paga le tasse. Come mai non abbiamo un'autostrada che da Padova va a Bologna, perché sembra una strada impraticabile? Cioè, ormai il tratto Padova-Bologna è talmente denso di traffico che praticamente è diventato una stradina. Ci vorrebbero almeno 4 corsie. Ancora però non ho sentito dalla politica una lagnanza o quantomeno una proposta alternativa. La stessa cosa vale per l'autostrada che viene da Milano, da Verona, fino a La stessa cosa succede, che ormai sono quanti, 30 anni, che devono fare la Venezia-Trieste, è ancora da finire. Come si fa? Bisogna battere i pugni, fare che cosa? Parlo delle cose presenti nel nostro programma elettorale e diciamo anche alla portata breve nel tempo. Noi proponiamo di creare una holding autostradale veneta che metta assieme le concessionarie del Veneto e che permetta, attraverso una gestione più
vicina, diciamo, alle esigenze del territorio, anche una sistemazione dei nodi che ci sono nella viabilità del Veneto, in particolare la quarta corsia tra Padova e Dolo, che è necessaria specialmente nei periodi estivi di grande affluenza dei turisti, ed è innegabile che va allargata almeno in questo tratto, che ha, penso, il più alto numero di auto giornaliere che passano in un tratto autostradale. Posso correggerla? Certo. Io la farei Vicenza-Dolo. Per quale motivo? Perché a Vicenza uno può prendere la pedemontana. Certo. Prego. Allora. Proprio perché c'è la pedemontana, che adesso è l'asse alto della nostra viabilità autostradale, e che specialmente per i mezzi pesanti è diventata l'autostrada che drena tutto il traffico della gronda, diciamo, alta del Veneto. Quella già c'è, è fatta, e la stiamo vedendo nei numeri che sta funzionando molto bene. Mentre, ripeto, il tratto Padova-Dolo, dai flussi di traffico studiati e cresciuti negli ultimi anni, è necessaria praticamente subito. Comunque una holding autostradale veneta che veda, ripeto, una gestione unitaria da Portogruaro a Peschiera, e che veda, ripeto, degli interventi che vengono decisi qua senza dover passare per forza per il Ministero delle Infrastrutture. Questa è una cosa che con le ultime norme approvate in finanziaria nazionale sarà possibile proprio metterla in pratica nel giro di qualche tempo. L'autostrada Padova-Bologna è, diciamo, gestita da Autostrade per l'Italia, gestita dai Benetton fino a qualche anno fa, adesso riportata. Non sono russi, non sono americani, sono italiani, no? Diciamo che proprio le recenti sentenze sul ponte Morandi facevano vedere una gestione dell'infrastruttura non proprio mirata agli utenti, ma mirata soprattutto agli utili degli azionisti. Questa cosa, riportata adesso a livello pubblico, sta trovando, diciamo, della programmazione che è mancata negli anni della gestione, diciamo, Atlantia, non mi ricordo il nome, insomma, di quella scatola creata. Questo è uno dei temi importanti da trattare con Roma, perché questa non riusciamo a ricomprenderla all'interno della holding veneta. Una cosa che invece sta vedendo i cantieri in partenza è la Treviso Mare, la Treviso Jesolo, anche questa una realtà soprattutto in visione dei turisti, dei milioni di turisti che vanno nelle nostre coste, e anche questa è una delle cose, ripeto, messe in campo negli ultimi anni e che sta vedendo, ripeto, i cantieri che si apriranno nei prossimi mesi. Gli espropri sono già in atto, anche questa, ripeto, è una risposta rispetto alle esigenze di un territorio. Ripeto, la holding secondo me diventa una gestione molto più veneta e molto meno romana di infrastrutture di altissima importanza per il nostro territorio. Anche questa, mi permetto di dire, una cosa che abbiamo fatto con questa amministrazione e che, ripeto, vede un cambio di paradigma rispetto alla gestione completa e costante, col controllo costante del Ministero delle Infrastrutture. Sì, però è poca cosa. Facciamo questo intanto. Parliamo solo di strade. La Romea, sono 70 anni che è la strada più disgraziata d'Italia. Che cosa si può fare? La Padova-Chioggia, che è intasatissima, impraticabile in certe ore della settimana, si può fare qualcosa, perché è tutto a vantaggio, perché noi ci riempiamo la bocca di che cosa? Dell'inquinamento, ma quando le macchine sono in fila per ore, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo solo inquinamento. Però dobbiamo vendere l'Euro 5 per comprare un'altra macchina, ci obbligano, però ci mettono in fila in questo caso, e alla Romea qualche giorno fa è successo un altro incidente disastroso. Battete i pugni da qualche parte o sono solo parole e poi speriamo che succeda? La politica deve essere di fatti, non di parole. Infatti le cose che gli ho detto prima sono fatti e, ripeto, programmazione che vede il raggiungimento dell'obiettivo adesso, nel prossimo periodo. Sulla Romea commerciale progetti ce ne sono, interlocuzione col governo c'è, complessità anche dal punto di vista infrastrutturale
ci sono. Dirle un tempo su quell'opera lì sinceramente non me la sento, io sono conosciuto per essere abbastanza concreto. Lo dica ai telespettatori che ma stanno aspettando ansiosamente che un partito si prenda la responsabilità. Allora, su questo, ripeto, è una cosa che vede 3 regioni coinvolte, perché oltre al Veneto, all'Emilia c'è anche la Toscana, perché è un asse che dovrebbe creare un'alternativa, diciamo, anche all'Autostrada del Sole per il tratto appenninico. È una cosa, ripeto, che è in fase di dialogo, trattativa, litigio, però darle un timing su questo non me la sento, proprio per la complessità che ho visto e sentito specialmente nei tavoli romani. Grazie. Allora, prego, sulla viabilità cosa possiamo dire? Allora... Ma soprattutto se ci sono, io ho citato solo alcune strade, ma per esempio per andare ad Asiago abbiamo una viabilità impossibile e questo vale anche per Cortina, abbiamo le Olimpiadi tra poco. Allora cosa si può fare? Come si vuole? Quello che io non capisco, questi sono problemi che normalmente noi discutiamo, ma non viene coinvolto il cittadino, non viene coinvolto il pubblico, perché la gente, se si sente coinvolta, ha capacità di protestare, l'abbiamo visto recentemente con la Palestina e con Gaza. Prego, lei. Beh, sì, mi allaccio a quest'ultimo intervento. Insomma, abbiamo visto che i cittadini, se vogliono, scendono a manifestare quando ci sono dei problemi comuni. Poi però purtroppo più ci si avvicina al territorio, più i problemi iniziano a diventare solo di alcuni. È chiaro che nell'ultimo decennio abbiamo visto un mondo del lavoro cambiare molto, soprattutto per quanto riguarda quelle parti amministrative, logistiche, impiegatizie, che porta i lavoratori ad avere gestione più capillare nel territorio, la possibilità del lavoro da casa e tante situazioni per cui queste persone non si spostano più. Abbiamo un problema di trasporto merci, abbiamo un problema di turismo. Noi siamo una regione estremamente turistica, pensiamo solo a Venezia, quanti milioni di turisti porta all'anno, insomma siamo tra i primi al mondo come città turistiche in questo. E logicamente questo crea delle difficoltà. Le strade in Veneto sono tante, si suddividono in diverse categorie, ma c'è una categoria che secondo me un po' tutti i veneti hanno a cuore e che non vedono che è potenziata, che è l'infrastruttura delle strade provinciali. Le infrastrutture delle strade provinciali sono essenziali per quanto riguarda lo spostamento in Veneto, solo che spesso e volentieri hanno delle careggiate estremamente limitate per tutta una serie di edifici che sono costruiti negli anni. Noi pensiamo che prima di cimentarci magari in opere gigantesche legate alla costruzione di nuove autostrade, nuove arterie, sia necessario potenziare intanto le arterie esistenti e cercare in tutti i modi, e qui lo dico chiaro e tondo, insomma, tanta gente non prende le autostrade perché costano troppo, perché sono un costo che nel quotidiano diventa insostenibile. Noi dobbiamo avere la capacità di abbassare i costi delle autostrade, cioè già vengono fatte in gran parte con denaro pubblico. Il resto viene finanziato da privati a tassi di interesse anche molto interessanti per gli imprenditori e noi poi ci troviamo a pagare. Adesso la pedemontana ha dei costi elevati ed è ovvio che è quello il motivo principale per cui in questo momento non ha tutto questo gran transito. E la gente continua a fare la strada vecchia, perché io a continuare a spendere quelle cifre in autostrada dico ma magari ci metto mezz'ora in più, 20 minuti in più, mi organizzo meglio e risparmio. Però cosa uso? Uso le strade comunali e le strade provinciali e le tangenziali, vabbè, che ci sono anche quelle logicamente estremamente importanti. Noi crediamo sia fondamentale innanzitutto partire da quelle, da un potenziamento di quelle, da un allargamento di quelle, anche perché poi il Movimento 5 Stelle è sicuramente estremamente vicino a quello che è il concetto del trasporto pubblico e il trasporto pubblico gira nelle arterie principali, non in quelle periferiche, e in quelle periferiche molte volte adesso sta iniziando a riversarsi il traffico anche pesante. Pensiamo all'installazione del nuovo tram all'interno della provincia e all'interno del comune di Padova, quanti veicoli si spostano e cercano altre uscite e vanno a caricare quelle che sono le vie poi appunto delle strade provinciali. Noi crediamo che sia importante innanzitutto sistemare quella. Prima è stata nominata la Romea, cioè quante vittime ha la Romea? Quante persone noi conosciamo
che hanno perso un parente, hanno fatto un incidente sulla Romea. Quante ne conosciamo? Io personalmente a decine. Purtroppo è una strada molto pericolosa e va potenziata, va sistemata, va regolata, va attenzionata. Ecco, i soldi ci sono, perché abbiamo visto quanti ne sono stati spesi per la Pedemontana, una cifra enorme, 10 miliardi voglio dire. Crediamo che i soldi ci siano anche per fare tutte le altre strade. Bisogna organizzarsi. E su questo effettivamente ci sono tutti i flussi, come diceva prima lei appunto, ma ci sono i cittadini a cui non viene chiesto. Invece no, il cittadino viene chiesto indirettamente, nel senso che ci sono delle analisi che ogni buon amministratore ha sui flussi di traffico all'interno delle proprie strade, ed è evidente quando alcune strade sono da allargare, da sistemare, magari cercando anche degli accordi con le abitazioni limitrofe. È un lavoro importante, è un lavoro molto difficile, ma credo che questa sia la soluzione migliore. È inutile costruire cose nuove come il ponte sullo stretto dal mio punto di vista, fino a quando tutta l'altra struttura, ovvero quella che ci porta poi nel nostro punto di interesse, non funziona. Quindi mi metterei veramente a sistemare quello che abbiamo. E già lì sarebbe tantissimo secondo me per il lavoro, per i veneti, per chi deve spostarsi. Allora, ultimo tema, la scuola. La scuola oggi si trova in una crisi estrema. Perché? Perché già è una scuola vecchia, risale ancora alla riforma Gentile, poche riforme successive sono riuscite a modificare le modalità di acquisizione della conoscenza. Ecco. Si rimane ancora su temi, diciamo, e su materie fossili, come il greco e il latino, per carità, materie eccellenti, però naturalmente se uno che fa medicina deve studiare 20 anni per prendere uno stipendio minimo, è veramente uno votato al suicidio. Allora, in alcuni altri paesi cosa fanno? Fanno la preuniversità. Gli ultimi 3 anni cominciano a insegnare quelli che potrebbero essere i potenziali lavori o impegni professionali che i giovani potrebbero scegliere, ma spesso i nostri giovani inseguono per intuizione, per passione, o perché il genitore fa l'avvocato, anche lui farà l'avvocato, piuttosto che il medico, eccetera, eccetera. Ma non è così che si sceglie, bisogna scegliere in base alla conoscenza della materia, avere già un approccio. La cosa più assurda poi è che quando vai all'università ti fanno anche un colloquio. Se non superi il problema non puoi neanche intraprendere il percorso di medicina piuttosto che di altre materie, e questo è un assurdo. Come faccio a fare delle domande a uno che la materia deve ancora incominciare a imparare? E questo mi serve per selezionare il futuro. Ecco, questo è l'assurdo della scuola. Poi abbiamo un'altra cosa. Abbiamo le nuove generazioni, che non sono più le nostre generazioni. Oggi ormai c'è un'immigrazione e quindi abbiamo famiglie che vengono da altri paesi dove le culture sono diverse, le lingue sono diverse, quindi magari a scuola parlano italiano, quando vanno a casa parlano cinese piuttosto che altre lingue. Ma bisogna creare la cultura, è quella che crea l'humus su cui poi cresce la civiltà. A lei un commento, che cosa e in che tempi, perché le prossime generazioni sono allo spaccio. Prego. Parlo delle competenze attuali della Regione. Noi in questo momento abbiamo la competenza esclusivamente sugli istituti professionali, CFP, ITS. Mi permetto di dire, sono circa 50.000 ragazzi, non sono numeri grandissimi, ma insomma abbastanza. Siamo a livello nazionale, anche in questo caso regione benchmark, i nostri cicli di studio partono a metà settembre, inizio settembre, con gli insegnanti che arrivano fino a fine anno, senza avere appunto fantasie nei primi mesi prima di assestare i docenti per le varie classi, e abbiamo
per fortuna un esito di fine ciclo di studi incredibile. I ragazzi che frequentano i CFP e gli studi professionali del Veneto nel giro di pochi mesi al 97% entrano nel mercato del lavoro in maniera immediata. Ripeto, siamo a livello nazionale siamo veramente una regione modello. Quello che facciamo per orientare i ragazzi, lo facciamo anche in questo caso, penso una delle poche regioni in Italia che lo fa, con Job Orienta, che ha il grande momento in Fiera a Verona, ma poi ha anche gemmato in giro per il territorio in ogni provincia dei momenti in cui i ragazzi delle superiori, della terza, quarta e quinta, partecipano, vedono l'offerta che c'è nel livello universitario o anche altri tipi di formazione che portano prima al mercato del lavoro, e anche questo, ripeto, sta funzionando molto bene con centinaia di migliaia di ragazzi che ogni anno frequentano questi appuntamenti che come Regione Veneto creiamo. Cosa ci piacerebbe fare? È una delle richieste che nella trattativa Veneto-Roma abbiamo posto fin dall'inizio: avere maggiori competenze e autonomie per quanto riguarda la scuola. Cosa osteggiata in maniera incredibile prima dai sindacati e poi dai ministeriali, però secondo noi una scuola che viene gestita a livello territoriale dalla regione può avere grandi benefici rispetto alla formazione dei ragazzi, ma anche rispetto a quello che il mondo produttivo cerca e chiede. Senza fare ragionamenti, prendiamo due regioni del nord, Liguria e Veneto, probabilmente hanno bisogno di cicli di formazione, di percorsi scolastici probabilmente un po' diversi da una realtà all'altra. Quindi maggiore autonomia anche in questo caso nei confronti delle regioni che lo chiedono, secondo me sarebbe opportuna, ripeto, per i ragazzi ma anche per il tessuto sociale, economico e produttivo di una realtà. Quindi quello che e anche perché, ripeto, già lo dimostriamo di saper far bene dove abbiamo la competenza, abbiamo anche la presunzione, ripeto, presunzione di poter fare un po' meglio di quello che qualche ministero fa rispetto alle competenze e ai cicli scolastici che ha in questo momento sotto la gestione ministeriale. Credo Quindi, che ci vuole poco far meglio. Lo so, ma proprio per quello, ripeto, parlando di presunzione. Diciamo che i ministeri sono fossili. Per questo, cioè, noi dimostriamo, e gli facevo l'esempio dell'inizio anno scolastico, fossile. Quando ho la figlia che va al liceo, che vede l'assestamento degli insegnanti, se va bene a fine ottobre, penso che con un po' di organizzazione, un po' di buonsenso si possa avere per tutti i livelli scolastici un inizio efficace, efficiente di un anno scolastico, e poi anche una gestione, ripeto, secondo me anche di alcune parti dei programmi che siano più adatte a quella regione, a quel territorio, rimanendo anche nella stessa regione. Probabilmente Belluno avrà esigenze diverse rispetto a quelle che ha Rovigo, proprio per il tipo di economia, il tipo di situazione che si trova ad avere chi deve poi vivere e lavorare in montagna rispetto a chi lo fa nel delta del Po. Certo. Quindi maggiore autonomia, ed è quella che chiediamo a Roma, secondo me sarebbe utile per far funzionare meglio il mondo scolastico anche da noi. Quindi questo è un impegno fa parte delle trattative che stiamo ancora in fase, in qualche caso muscolare, facendo con Roma, e il mondo scolastico non conviene una rivoluzione, è uno dei vulnus e di una delle resistenze maggiori che troviamo nell'interlocuzione. Mentre sulle altre cose si parla anche in maniera abbastanza, sulla scuola c'è un blocco romano incredibile. Non capisco, perché sono dall'epoca che io facevo l'insegnante alle scuole medie che c'è questo problema. Peraltro chi insegna a chi? Perché bisogna prima preparare i docenti, gli insegnanti, i maestri, eccetera, e dopo gli allievi. Ma oggi non abbiamo neanche i docenti, quindi dove andiamo a finire? Lascio la parola al nostro Cusumano. Allora, come facciamo a fare una riforma della scuola che non c'è neanche un percorso di informazione e di formazione degli insegnanti nella nuova didattica, perché sta venendo avanti l'intelligenza artificiale, che sarà un impegno notevole, non tanto per capire o usarla, quanto per capire che cosa serve e eventualmente quali sono le condizioni di condizionamento delle persone che la usano. Prego.
Sì, allora la domanda è una domanda molto complessa, nel senso che quando parliamo di istruzione parliamo di competenze, parliamo di organizzazione dello Stato, parliamo di contratti di lavoro, parliamo di salari e di diritti, entra nel mondo della cultura e nel mondo dell'istruzione entrano tantissimi settori, come in quello della sanità parlato poco prima. Sostanzialmente noi ad oggi abbiamo un mondo professionale che sta cambiando molto velocemente e quindi una richiesta di formazione diversa rispetto a quella che poteva anche non essere 20-30 anni fa, rispetto a quella che poteva essere 10 anni fa. Dall'altro lato abbiamo un numero drammatico che è lo svuotamento degli asili nido e adesso è delle scuole elementari medie e poi arriverà alle superiori. Vedete, quando ero presidente della commissione bilancio presso il comune di Padova si parlava spesso e volentieri di iniziare ad accorpare le classi perché non abbiamo sufficienti alunni e di chiudere istituti perché non abbiamo sufficienti alunni, e questo è un enorme problema ed è il problema legato alla denatalità. Crediamo altresì però che una città che funzioni si basi principalmente sulla cultura, sulla conoscenza. Perché dico questo? Perché innanzitutto nell'era della conoscenza non conoscere è una scelta, quindi oggi le informazioni ci sono e sono accessibili, i nuovi metodi di formazione ci sono e devono essere utilizzati, e qui, come detto prima, la politica spesso arriva tardi rispetto alla tecnologia, rispetto a quello che è la digitalizzazione, rispetto a quello che possono essere i corsi di formazione digitali, professionali, la capacità così di dare conoscenza anche alle generazioni che in questo momento non sono prettamente generazioni da età scolastica. In Italia abbiamo un enorme problema legato a un basso numero di persone laureate, quindi abbiamo purtroppo un basso livello culturale generale. E questo deve essere alzato e i sistemi ci sono. La Regione qui potrebbe finanziare molti progetti, potrebbe finanziare innanzitutto gli asili nido, potrebbe dare una mano più intensa a quelle che sono le madri, i padri, le famiglie in difficoltà. Potrebbe con i corsi professionali avvicinare, come sta già facendo, potenziare questo sistema, finanziarlo di più, evitare magari, permettetemi la critica perché anche le Olimpiadi sono cultura alla fine, però finanziare 18 milioni di euro una pista da bob che non so quanto verrà usata sinceramente, a sfavore purtroppo, so che i soldi nei bilanci, sono stato presidente della commissione, non è che passano da un contenitore all'altro così facilmente, però insomma un elettore riflette su queste cifre e su questi soldi che non vengono investiti magari in quella che è la totalità dei veneti. Purtroppo, come ho detto prima, la politica arriva tardi, ma i mezzi ci sono, e fare una formazione importante ai cittadini, non per forza laurea, ma essere più informati sul mondo del lavoro, su corsi professionali, permette di riscattarsi anche da un punto di vista di reddito, perché più alta è la professionalità, più alti poi sono i redditi, c'è poco da fare, cioè mediamente un ingegnere prende di più di una persona che ha la terza media. Dopo c'è il caso dell'imprenditore che anche con la terza media è molto intelligente, è in grado di appunto riuscire a raggiungere tutti i suoi obiettivi, ma normalmente una persona laureata in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina cresce il suo reddito come una persona che ha fatto dei corsi di formazione importanti magari nel mondo del lavoro. Elettricista, saldatore, meccanico, lavorare nel mondo della metalmeccanica, c'è bisogno di una formazione molto profonda sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della sicurezza, da un punto di vista delle competenze, da un punto di vista della gestione del rischio, dal punto di vista della gestione dei rapporti con i lavoratori. Il lavoro diventa sempre più complesso e noi dobbiamo stare al passo con la cultura, perché non possiamo metterci in Veneto in competizione con realtà produttive come la Cina, come l'India, come il Pakistan, come il Bangladesh, come posti che hanno produzioni infinite rispetto alle nostre, fabbriche enormi con purtroppo anche contratti di lavoro e sulla sicurezza molto molto differenti da noi, che permettono appunto di avere dei costi molto inferiori come se fossero prodotti qua. Quindi in questa globalizzazione che è stata voluta dalla politica negli ultimi 30 anni, ci troviamo che per emergere lo possiamo fare solo da un punto di vista culturale. Dovremmo investire molte risorse, e uno dei nostri punti principali è proprio quello di investire in cultura, nel riuscire a dare la possibilità
di accrescere culturalmente anche a chi oggi non riesce a seguire un percorso di studi per motivi familiari. Abbiamo un sacco di persone che sono dei migranti, che purtroppo non sono regolari, hanno figli. Tutte queste persone, io sarei fiero come italiano di potergli dare una professionalità e fargli rincorrere il loro sogno. Noi secondo me dobbiamo puntare a quelle generazioni, dobbiamo puntare alla formazione sia dei nuovi arrivati, ma anche però a una formazione di chi magari ha qualche anno in più, senza vergognarsi se uno a 40 anni si deve rimettere in gioco e studiare un po', però bisogna che ci siano le possibilità per questa persona di riuscire a studiare, perché uno non è che può seguire famiglia, lavoro, istruzione, è un investimento. La Regione può farlo, ovviamente bisogna sempre valutare quali possono essere i capitali da investire, ma può farlo e noi ci crediamo. Grazie a tutti e due, perché questi sono i programmi appunto della Lega e poi di quello che si chiama Movimento 2050. Beh, ma se anche dite 5 Stelle non ci offendiamo. Anche ex 5 Stelle o parallelamente a 5 Stelle. Grazie. Sì, certo, grazie a Roberto Ciambetti e grazie a Giacomo Cosumano, grazie per essere stati con noi, un'esposizione sicuramente chiara e mi auguro che i telespettatori la possano aver trovata interessante anche per capire poi come indirizzarsi, tra virgolette, nel momento in cui ci si avvicina all'urna per votare. Grazie ancora per essere stati con noi, telespettatori. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa puntata di TV7 Match, ci ritroveremo venerdì prossimo come sempre alle 21, avremo chiaramente altri ospiti, anche altri ospiti politici. Ci vediamo venerdì prossimo, buonanotte a tutti.